Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui per il nostro solito aggiornamento bisettimanale. Allora, innanzitutto colgo l'occasione per farvi gli auguri. È il 1° gennaio, quindi buon anno a tutti, buon 2026 a voi e alle vostre famiglie. Allora, voglio riassumere la situazione delle ultime 2 settimane con alcune escursioni che ho fatto. Allora, intanto sono stato male, purtroppo le ultime 2 settimane ho avuto un'influenza e mi sto portando avanti un po' un raffreddore perché è classico purtroppo. Poi sapete com'è, io lavoro in albergo, quindi tantissima gente mi trovo davanti, tutti che tossiscono, starnutiscono, in famiglia stessa cosa, anche i miei figli si sono ammalati e quindi di conseguenza uno la passa all'altro, non è mai finita. Comunque, nonostante tutto, nelle ultime 2 settimane abbiamo fatto comunque delle interessanti escursioni, anche se purtroppo non tante, perché iniziano a scarseggiare i luoghi dove si entra. Comunque nelle ultime 2 settimane sono entrato nella villa degli anziani coniugi, una villa bellissima, piena di roba, dove il tempo si è fermato, ma dove purtroppo la storia è triste, perché dalla quantità di pannoloni che ho visto all'interno di quella villa, probabilmente i proprietari sono morti, non avevano eredi ed è rimasta lì. Inoltre, il 30 di dicembre siamo stati io e Enrico al carcere di Revere, Mantova. Io ero già stato, non mi ero fidato a entrare, ma poi ho visto che alla fine c'entra anche la gente per giocare a Softair, per dormire, e quindi ci siamo entrati anche noi. Abbiamo visitato il nostro primo carcere, molto interessante, ma uno spreco di 2,5 milioni di euro. Mai completato, mai utilizzato. Una, una delle solite storie italiane di sprechi vergognose. Bene, detto questo, nelle prossime 2 settimane spero di riuscire a fare ancora molti video. Beh, allora i short, come vedete, uno al giorno viene sempre pubblicato, quindi comunque luoghi ne abbiamo tanti da vedere. Purtroppo sono pochi quelli dove si riesce a entrare e alcune volte si riesce a entrare in luoghi dove non vale la pena fare un video, perché si entra in un posto, come vedete alcuni short, dove è tutto distrutto, dove è pieno di immondizie, c'è uno che ci fa un video lungo a far cosa? A inquadrare l'immondizia, a inquadrare il degrado, cioè se c'è qualcosa di interessante faccio il video lungo, altrimenti faccio gli shorts o reel, come qualcuno li può chiamare. Io sono su YouTube, quindi li chiamo shorts. Bene, speriamo che le prossime 2 settimane siano ricche di luoghi da visitare. Lunedì probabilmente andremo a visitare qualcosa. Speriamo. Ho reperito moltissimi posti, anche grazie all'aiuto di Enrico e di Dante, tantissimi posti a Vicenza e Bologna. Bologna addirittura potrei passare una giornata a Bologna con tutti i luoghi che ho, quindi vediamo di andare anche a Bologna se riesco. Insomma, cercherò di fare tutto. Molti di voi mi hanno consigliato posti nuovi, mi hanno contattato sui vari social, mi hanno dato luoghi nuovi da visitare anche in Friuli. Dovrò tornare in Friuli, è tanto che non vado. Comunque restate sintonizzati, sapete che ogni giorno arriva uno short nuovo. Fatemi sapere le vostre idee su quello che faccio, datemi nuovi consigli, nuovi posti da visitare. Se volete venire con me siete benvenuti, a vostro rischio e pericolo, come dico sempre. E niente, io direi che ci possiamo sentire fra 2 settimane, non prima di avervi ringraziati tutti, perché siete tanti, mi seguite. E devo dire onestamente, il canale negli ultimi mesi è un po' calato come visualizzazioni, però ci può stare, cioè la vita è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Il canale è sempre cresciuto, negli ultimi 6 mesi è calato. Io spero in un 2026 ricco di visualizzazioni. Ve lo dico, quest'anno il mio sogno è fare 10 milioni di visualizzazioni nel 2026. Ce la farò, era il mio sogno anche l'altro anno, non ce l'ho fatta per la prima volta, non ce l'ho fatta, però vediamo quest'anno di riuscirci. Quindi buona giornata a tutti, io vi saluto e ripeto, ribadisco gli auguri di buon anno da parte mia, di Dante e di Enrico. Ciao a tutti.